devo innanzitutto far presente un fatto giuridico passato in giudicato, che nel lontano 2009 sono stato arrestato e condannato per reati in materia di stupefacenti. Da qui la premessa, che ad oggi non sono mai uscito, nonostante abbia finito di scontare interamente la pena. Quindi l'impunibilità citata dalla pubblica accusa, per quanto mi riguarda, è smentita da un fatto oggettivo. Diverse volte si è parlato di pestaggi che hanno avuto come responsabile anche il sottoscritto. Voglio a questo proposito evidenziare che oltre a non avere capi di imputazione in questo procedimento, neanche in altri procedimenti sono stato mai citato per episodi simili al reato. Quindi cercare di collegare dei fatti noti, non condivisibili in alcun modo dal sottoscritto, come Roxy Barra, la testata Ossia ed altri episodi che il sottoscritto ha preso dagli organi di stampa e qui in aula, è un modo fuorviante ed allusivo per collegare episodi a persone che neanche si conoscono tra loro. Per quanto riguarda il capo di imputazione HH, cioè l'intestazione fittizia, voglio precisare che da parte mia c'era un forte sentimento nei confronti della signora Pittella e la decisione di aprire un centro estetico è stata presa perché voleva realizzarsi nell'ambito lavorativo, dove aveva più attitudine, considerando che la stessa attività la svolgeva faticosamente a domicilio ed io come suo compagno ho cercato di agevolarla nei suoi progetti. Non è affatto vero che da parte mia ci fossero pretese di sorta alcuna, in quanto ho sempre cercato di proteggerla da qualsivoglia negatività. Per quanto concerne le varie spese che ha asserito la signora Pittella, preciso che non ho mai chiesto denaro in restituzione, anche perché da fidanzati e durante la mia detenzione era lei stessa che custodiva i miei soldi, che successivamente abbiamo investito nel centro estetico. Per quanto mi riguardava era una condivisione affettiva e non affaristica, dato che c'era un progetto di futuro insieme e la mia relazione sentimentale per quanto mi riguardava veniva al primo posto e poi tutto il resto, compresi i miei familiari, e questo si evince anche dalle sue dichiarazioni. Quindi quando si asserisce che il sottoscritto si sia avvalso del gruppo per riscuotere il denaro è un fatto assolutamente privo di realtà processuale, in quanto dalle stesse dichiarazioni della testa emerge un rapporto esclusivamente sentimentale con il sottoscritto, oltre ad affermare che anche nel successivo rapporto epistolare non si è mai discusso di questioni economiche. Vi ringrazio e ho concluso. Grazie. Allora, Casamonica, Giuseppe, L'Aquila. Illustrissimo Tribunale, signor Presidente, buongiorno. Mi scuso già da ora in quanto vi trattenerò circa 35 minuti. Ma guardi, veramente 31 marzo, cosa dobbiamo fare? 31 marzo 2017, no, signor il Tribunale di sorveglianza... Aspetti un attimo, guardi, sì. Noi non è possiamo stare tutto. Lei ha già fatto delle dichiarazioni, ha mandato una lunghissima memoria, le dichiarazioni spontanee sono in chiusura. E allora, Presidente, cerco di tagliare il più possibile e di accorciare i tempi. Ai concetti essenziali che vuole ribadire. Lei, insomma, ha già parlato abbondantemente. Ok, va bene. Prego. Il 31 marzo 2017 il Tribunale di sorveglianza di Roma, in accordo con il magistrato di sorveglianza di Frosinone, mi concessero il beneficio per curarmi dalla patologia di tossicodipendente presso la comunità in dialogo. Giovedì 7 dicembre 2017 il quotidiano La Repubblica fece un articolo su di me a firma di Floriana Bluffon, dove scrisse che il Tribunale di sorveglianza di Roma si stava riunendo in Camera di Consiglio per mandarmi di nuovo al carcere in quanto ero un boss. Contattai l'avvocato Toni Ceccarelli del Foro di Frosinone, gli spiegai questo articolo. Il Ceccarelli da subito si recò presso l'ufficio di sorveglianza di Frosinone. Il magistrato di sorveglianza di Frosinone disse all'avvocato Ceccarelli: finché non ho note negative della comunità in dialogo, il Casamonica può continuare il suo percorso terapeutico. Tutte le notizie di cronaca che scrivono i giornali non è competenza di questo ufficio. Vi sottolineo l'intelligenza di un magistrato che già aveva percepito qualche sentore. Dal 1 febbraio 2018 ero intercettato in ogni mio movimento. Domenica 13 maggio 2018 era una corrente che mi trovassi a casa. Alle ore 12 davanti a casa mia al ciclo 55L si è presentata Floriana Bluffon e il suo cameraman, presumendo che avesse un appuntamento con Giuseppe Casamonica.
Le dissi che Giuseppe non abitava più qui. A questo punto la Buffon mi chiese di contattarlo io a Giuseppe. Le disse di andarsene in quanto qui non esiste più Giuseppe e soprattutto avresti questo ipotetico appuntamento e non hai alcun riferimento di Giuseppe. A questo punto la Buffon mi disse... Ascolti un attimo, scusi, vada sui fatti che le vengono contestati qua, perché questi sono eventi che il Tribunale neanche conosce, che sono fuori, completamente irrilevanti. Se vuole fare qualche spontanea dichiarazione deve farlo con riferimento ai fatti, diciamo, che le vengono contestati. Ok. Allora, nella scheda colloqui di Re Bibbia, Lanciano, Frosinone e Viterbo riscontrerete che svolgevo il colloquio con 6 persone. I figli minori non sono conteggiati. Se avessi avuto 10 figli lo avrei fatto con tutti e 10. Deborah Cerreioni non ha mai dichiarato che Salvatore aveva rapporti con Roberto Spada e non ha mai riferito di un'associazione orizzontale. L'ufficio di procura, o meglio gli ufficiali di PG, ha riscontrato 4 telecamere in area verde a maggio 2014. Dopo aver sentito Giannelli alla terza informativa non ci sono più le telecamere. Il verbale di informazione di Bonilauri Fabio è stato oggetto di contestazione. Sottolinea la signoria vostra, Bonilauri Fabio ai carabinieri ha dichiarato che quando è venuto a Porta Furba ed è salito da Massimiliano io ero seduto sul divano. L'esame del 12 novembre 2020 ha dichiarato che io sarei arrivato dopo, quando lui e la mamma già stavano dentro casa. Spero che la signoria vostra valuti le 2 dichiarazioni contraddittorie. Requisitoria del 20 aprile 2021. Il dottor Musarò ha spiegato i motivi per i quali mi ha applicato il 41 bis. In quanto dal 7 aprile 2010 al 14 giugno 2010, durante questo periodo a Re Bibbia, secondo quanto dichiarato dalla Cerreioni, avrei dato delle direttive a Liliana e Katia. Dal 7 aprile al 14 giugno 2010 ci sono 2 colloqui in contemporanea con Massimiliano. Uno è il 3 giugno dove Massimiliano fa il colloquio con la Cerreioni e i figli. Io faccio il colloquio con i miei figli in area verde e non sono presenti né Liliana e né Katia. Colloquio del 10 giugno 2010, Massimiliano fa il colloquio con la Cerreioni, i figli e Liliana in saletta. Io faccio colloquio con i miei figli e il mio papà in area verde, di cui anche in questa circostanza non c'è Katia, ma soprattutto non faccio mai colloquio con la Cerreioni e con Liliana. I colloqui svolti in saletta e in area verde sono 2 zone completamente diverse, non c'è nessuna possibilità di vedersi né di incontrarsi. Mi trovo in regime di 41 bis senza una reale motivazione, precisando, come dimostrato dal mio collegio difensivo, tutto ciò che mi è stato contestato viene smentito dalla scheda colloqui. Signor Presidente, nel plico che vi ho inviato c'è il verbale dell'8 giugno 2016 dove avrei dato una presunta direttiva a Katia e di confrontarlo con le dichiarazioni che ha reso la Cerreioni il 30 gennaio 2020. 2 persone completamente diverse, ma soprattutto non avendo fatto colloquio con Katia. Come gli ho dato questa direttiva? Il funerale di Vittorio Classe 50 si è svolto a Don Bosco. Il battesimo dei miei figli e il funerale di Morelli Argentina, alias Gettona, si sono svolti a San Gaspare del Bufalo e sono 2 parrocchie completamente diverse, distanti uno dall'altra 6 chilometri. Alla conclusione dell'esame della Cerreioni gli viene mostrato la foto numero 29, che è il parroco Don Luciano Nobili, di cui la Cerreioni non conosce ma fa riferimento a un certo Don Mario, di cui in codesto processo non ne abbiamo mai parlato, e alla parrocchia San Gaspare non è mai esistito un Don Mario. Avrebbe fatto la madrina ai miei figli, avrebbe partecipato al funerale di Gettona e ci parla di un Don Mario che non esiste da nessuna parte. In merito alla contestazione fittizia del mailing, di cui avrei dato direttiva a Liliana e avrei risolto il problema economico di Massimiliano in area verde,
Colloquio con Liliana è datato 14 aprile 2011 a Viterbo. Ultimo colloquio effettuato nel 2011 è datato 9 luglio 2011 a Viterbo. Colloquio successivo 11 gennaio 2012 a Rebibbia. Il 1 agosto 2015 da Rebibbia fui trasferito dapprima a Velletri, successivamente a Frosinone il 26 novembre 2015. Massimiliano fu scarcerato il 25 settembre 2015 e non mi ha mai fatto colloquio, circostanza che riscontrerete nella scheda colloqui di Velletri e Frosinone. Pertanto il presunto colloquio in area verde, in dove gli avrei risolto il problema economico del merito, non c'è mai stato. Il Massimiliano nella scheda colloqui è mio figlio. Con mio figlio Guerrino ho effettuato un colloquio a Velletri il 5 agosto 2015. Il colloquio successivo, sempre con Guerrino, dopo 19 mesi, il 28 febbraio 2017, a Frosinone. In merito a Brasile Docos non ho colloqui con Salvatore mio fratello. L'ultimo è datato 10 febbraio 2017. Dal 31 dicembre 2015 fino al 10 febbraio 2017 non ho mai effettuato colloqui con i miei familiari, circostanza che riscontrerete nella scheda colloqui di Frosinone. Il dottor Musarò ha prodotto la nota della DDA dove ci sono le motivazioni per cui sono stato declassificato. Non ho mai avuto contatti con l'esterno dal carcere, non ho mai inviato direttive. Una volta declassificato, il detenuto resta monitorato per i 4 anni successivi, come disposto dalla DDA e dalla stessa procura. Dal dicembre 2010 al dicembre 2014 sono stato monitorato tramite corrispondenza, epistolare, colloqui visivi e telefonici. Non è mai emerso nessuna nota tale da pregiudicare la mia declassificazione. Parliamo della DDA e della procura, pertanto bisogna fare fede alla nota per cui sono stato declassificato. Come ha fatto emergere l'avvocato Naso il 14 luglio scorso, non ci sono messaggi o pizzini e all'interno della sala colloqui ci sono le telecamere che registrano tutto e lo stesso in area verde. Accorciate, signor Presidente, e vado avanti. L'udienza del 4 febbraio 2021, durante l'esame del maresciallo Vitale, il dottor Musarò, facendo richiamo ad un'intercettazione tra il Vitale e Luciano, durante uno scambio di battute, il Vitale dice: poi passa a salutare tua madre. Il dottor Musarò fa notare al Vitale che la mamma di Luciano era stata arrestata con un grosso quantitativo di cocaina. Sottolinea la signoria vostra, non si tratta della mamma di Luciano, si tratta di mia mamma, che fu arrestata e rimessa immediatamente in libertà. E ci fu una sentenza di assoluzione per tutti gli imputati. Notizie di reato 38265/2006, sentenza 1807/2009. Alfano Massimiliano, noto come Mazinga, a fine 2012 si è trasferito in un paese arabo dove non c'è l'estradizione. La Procura di Roma a inizio del 2013 ha spiccato un mandato d'arresto internazionale. In più circostanze ha richiesto l'estradizione e non l'hanno mai ottenuta. Fazzari ha dichiarato che dopo il colloquio del 13 maggio 2014 che la Cerreone andò via dall'area verde lo avrebbe visto a Porta Furba. Forse Fazzari non solo ha le regole, ma anche delle visioni inesistenti. Udienza del 16 febbraio 2021, pagina 118 e 119, dichiarazione del maresciallo De Giovannis Paolo. Nelle sue dichiarazioni fa riferimento alla denuncia in merito al terreno tra Tolli Katia e mia moglie, la famiglia di Luciano, per il pezzettino di terreno, di cui avrebbe fatto gli accertamenti tramite SDI. Ci parla della diatriba del terreno. Avrebbe seguito da Porta Furba fino a casa di Luciano a Paona. Avrebbe conosciuto Luciano tra il 2012 e il 2013. Dichiara che Luciano non sapeva che era un carabiniere. Ci dice che l'indagine 58405/2007 inizia a dicembre 2007 e prestava servizio sempre in abiti civili. Proseguendo De Giovannis, Luciano mi aveva visto a Porta Furba più volte, operato direttamente io. In più circostanze ci scambiavamo dei saluti. A pagina 120 Gargia fa riferimento a una copertina all'euro di Salvatore Buzzi. Vi sottolineo dei punti in modo che la signoria vostra
valide le dichiarazioni rese da De Giovannis. Primo punto. De Giovannis parla della vicenda del terreno quando ancora nessun avvocato gliel'aveva chiesto e non poteva sapere qual era l'argomento del processo. Secondo punto, De Giovannis avrebbe visto la denuncia del terreno tramite l'OSD e dalle indagini fatte per le misure di protezione. Terzo punto, a pagina 125 e 26, su domanda dell'avvocato Di Michele, De Giovannis in merito alla denuncia del terreno, contraddicendosi cambia versione e dichiara che la denuncia del terreno gli è stata riferita da qualche sua fonte confidenziale. Sottolinea al Tribunale che abbiamo due versioni di De Giovannis e non sappiamo quale sia la verità, se ha fatto un'indagine oppure a sua fonte gli abbia parlato di questa denuncia del terreno. Da parte mia la denuncia che mi ha fatto Luciano non ho mai parlato con nessuno. Quarto punto, l'indagine 58.405/2007 iniziano a fine 2007 e dopo il nostro arresto, avvenuto il 28 gennaio 2009, proseguono per tutto il 2009. Nell'udienza del 25 giugno 2020 ho dichiarato che a me non tre circostanze ho potuto notare Luciano e De Giovannis che parlavano insieme, ma non sapevo chi fosse in quanto era sempre in abiti civili. Questo in modo che la signoria vostra riscontrerà ciò che ho dichiarato il 25 giugno, in quanto ancora nella lista di Luciano non c'era De Giovannis. Quinto punto, De Giovannis, stante a quanto dichiarato, avrebbe operato in più occasioni a Portaforma e circostanza vuole ogni talvolta incontra Luciano per salutarsi. Sottolinea la signoria vostra, io abito a Portafurba dal 1972, come quasi la maggior parte dei coimputati, e al di fuori della rettata fatta nel 2009 a me e miei fratelli, De Giovannis non ha mai fatto nessuna altra retata di polizia in nessuna maniera assoluta, ma soprattutto quando ci sono le operazioni direttate e si opera, gli orari sono dalle 4 alle 5 del mattino. E allora la mia domanda è molto semplice, ma De Giovannis quando doveva operare e arrestare le persone si dava appuntamento con Luciano per salutarsi? Ma lo stesso De Giovannis ci dice di aver seguito Luciano fino a Pavona, dove abita dal 2003. E allora, signor Presidente, come poteva salutare ogni volta che operava a Portafurba, visto che Luciano non abitava a Portafurba? Sesto punto, Luciano era a conoscenza che non era a conoscenza che era un carabiniere. Dopo il nostro arresto avvenuti almeno in 10 circostanze si è recato a Portafurba per notificare gli atti. È possibile mai che nessuno abbia visto il De Giovannis, soprattutto che quando operava a Portafurba si salutava con Luciano? Settimo punto, in merito alla cooperativa di Salvatore Buzzi all'Eur, qui faccio un richiamo all'udienza del 9 febbraio 2021, dove ho dichiarato Luciano si vedeva all'Eur con De Giovannis. Tornando all'udienza del 16 febbraio 2021, pagina 121, l'avvocato Garcea fa riferimento a questa cooperativa di Buzzi. De Giovannis non ha saputo dare nessuna risposta. Luciano avrebbe voluto far credere che l'incontro avvenuto alla caserma dell'Eur era un incontro di lavoro con la cooperativa di Buzzi. Sottolineo al signor Presidente che Salvatore Buzzi era detenuto dal 2014 per mondo di mezzo e le stesse cooperative erano state sequestrate e chiuse nel 2014. Luciano si incontra in questa circostanza nel 2018 e in tantissime altre occasioni. Guardi, cerchi di stare allora, attinente, Buzzi, signor Casamani, cerchi di essere attinente però ai fatti del processo, non introduca circostanze che non sono state oggetto di accertamento, perché il Tribunale non ne può tenere nessunissimo conto. Quindi mancano pochi minuti, Presidente. Mancano poi 3-4 minuti no, e finito. Non è che mancano, non è il problema dei minuti, è che se parla di circostanze che non sono state mai oggetto neanche di domanda, di prova, scusa Presidente. È inutile. Prego. Ok, scusa Presidente. Ottavo punto, a mio parere il più importante. De Giovannis parla della diatriba, o meglio del litigio fra me e Luciano. Come può sapere che in merito alla vicenda del terreno c'è stato un litigio? Visto che per il terreno, per il litigio del Luciano, per il litigio del terreno Luciano non mi ha denunciato, e quando c'è stata la lite c'erano solo le nostre famiglie. Vi sottolineo, anche se non ce n'è bisogno, alla presunta indagine per le misure di prevenzione non può emergere il litigio, visto che la denuncia è contro Tollicati e non contro di me.
Luciano baratta il terreno con il mio arresto, io ti faccio arrestare Giuseppe, tu cerca di farmi riavere il terreno in quanto si trova tra i due edifici. Luciano dovrebbe dire come ha fatto a recuperare una mia documentazione personale riguardando il terreno, questo lo posso immaginare. Guardi, e dovrebbe che raccontare parla di fatti che non sono prova nel processo, non se ne è mai parlato, è inutile che ci racconta fatti estranei, ha capito? Si attenga ai punti che le vengono contestati o agli elementi di prova che sono stati discussi nelle ampie requisitorie del ring delle parti. Va bene, vado avanti allora, signor Presidente. Sì, va avanti però con questa specificazione. No, vado avanti nel senso che ho tagliato nella requisitoria del 13 maggio 2021, in merito alle intercettazioni ambientali tra Roghi e Consiglio, il dottor Musarò dice c'erano i dissapori, non si parlava e non si parlavano per il terreno. E questo è riferito a me. Signor Presidente, illustrissimo Tribunale, è lo stesso dottor Musarò che vi ha detto c'erano i dissapori e Giuseppe non parlava con Consiglio e Luciano. E allora, se non c'erano rapporti, non ci parlavamo, ma c'erano solo dissapori, come può esistere una presunta associazione mafiosa? Il dottor Musarò dice Luciano non subiva mai perquisizioni, sottolinea la signoria vostra. Durante l'esame del 4 febbraio 2021 il dottor Musarò ha fatto notare al maresciallo Vitale tutte le perquisizioni fatte a Portafurbi e arresti. In tutte quelle perquisizioni e arresti sono state fatte solo a me e miei fratelli, in modo particolare una specifica fatta dal maresciallo Grotta Dauria, in modo mirato a me e ai miei fratelli. Il Grotta Dauria è un collega di De Giovannis e caso vuole presta servizio all'euro in Viale Asia dove c'è il De Giovannis. Ma lei non ascolta dove... quello che io le dico, le sto dicendo non introduca elementi ulteriori perché queste sono cose di cui non si è parlato. Ok, nella requisitoria del 13 maggio 2021 lo stesso dottor Musarò dice Luciano quando voleva dire qualcosa di importante si recava direttamente da De Giovannis e siccome vi ho mandato il ritto così non mi sbaglio aggiungo quando non riusciva a contattare il De Giovannis si chiamava Bruno per riferire qualcosa di importante. Bruno è un uomo vicino a De Giovannis. Luciano le perquisizioni non lo subiva mai, li mandava a me e ai miei fratelli. Ci sono le relazioni di servizio, lo ha detto il capitano Lo Iacono. Codesta indagine è stata fatta dal capitano Lo Iacono e il dottor Musarò, di cui hanno visionato tutti i procedimenti a mio carico e degli altri imputati, in modo particolare il procedimento 58405/2007. Indagine arresti è stata fatta da De Giovannis. Durante l'indagine di codesto processo emerge che Luciano è una fonte confidenziale di De Giovannis. A questo punto, prima di sentire eventualmente il De Giovannis, si accertano delle relazioni di servizio, ricordando alla signoria vostra che sia Lo Iacono e il De Giovannis appartengono entrambi all'Arma dei Carabinieri. Il De Giovannis per il procedimento 4406/2015 è una persona scomoda, in quanto se De Giovannis sarebbe stato sentito per chiarire i rapporti con Luciano sarebbero emersi il procedimento 58405/2007 dove Luciano mi ha fatto arrestare a me e ai miei fratelli e ci sono le relazioni di servizio come ha dichiarato il capitano Lo Iacono in esame. Il De Giovannis non viene mai sentito da nessuno in quanto non ci avrebbero più potuto contestare il 416 bis. Signor Presidente, illustrissimo Tribunale, non potete far finta di nulla in quanto lo dice il capitano Lo Iacono, ci sono le relazioni di servizio. Martedì 27 gennaio 2009, intorno alle 14:30, Luciano si incontra con il De Giovannis. Verso le ore 16 Luciano viene a Portafurba comunicando ai suoi familiari che all'indomani mattina ci sarebbero stati degli arresti. Lo giuro sulla tomba di mio padre è la verità. Il 28 gennaio fui tratto in arresto da De Giovannis. Martedì 17 luglio, a pochi minuti dal nostro arresto, De Giovannis chiama Luciano. Vi sottolineo il martedì il Palacavicchi è chiuso. Signor Presidente, mi creda, io non sono per nulla stupido
e lei è troppo intelligente per non capire. Ultima cosa, signor Presidente. Spesso e volentieri in TV o sui giornali sentiamo parlare di Auschwitz, di quegli ebrei ammazzati nei campi di concentramento, un capitolo della storia che non può essere dimenticato. Ma in quei campi di concentramento, insieme agli ebrei, furono ammazzati anche 1.500.000 zingari, ipotetici Casamonica, solo per i pregiudizi. Non ne parla mai nessuno, è un capitolo della storia che non interessa a nessuno, in quanto zingari o Casamonica. In codesto processo sono emessi pregiudizi nei nostri confronti. Non voglio condannare la persona fisica, ma la condanna deve essere solo perché ci chiamiamo Casamonica o zingari, come quel 1,5 milioni che furono ammazzati ad Auschwitz per i pregiudizi. Quei pregiudizi emersi nella requisitoria del 24 maggio 2021, dove il dottor Musarò dice: questi si sposano solo fra di loro, non dando nessuna definizione a noi imputati. Non è ammissibile una cosa di questo tipo. Le chiedo scusa, ma vanno stoppate questo tipo di dichiarazioni spontanee, perché si sta additando il pubblico ministero, si sta facendo un paragone tra il pubblico ministero e chi ha portato la gente ad Auschwitz, per cortesia. No, non ha detto questo, non ha detto. No, per favore, allora, lui si assume le sue responsabilità di quello che dice. Sta chiudendo, Casamonica? Sì, in un minuto, Presidente. Però diciamo, rimanga attinente al processo. Sì, ok, signor Al posto Presidente. di parlare di pregiudizi, poi se ne parla troppo, Va bene. Sia Katia che tutte le mie cognate, escludendo Giacomina, sono tutte ragazze italiane, non hanno origine rom. La nostra etnia ha una cultura ampia ed estesa a qualsiasi logica di comunione. Io mi rivolgo alla signoria vostra illustrissima di non avere quel concetto di pregiudizio in quanto zingari o Casamonica. Non ammazzateci come è successo nei campi di sterminio di Auschwitz, non solo distruggendo le nostre vite. Per favore, io l'ho lasciato finire perché mi sembrava che stesse chiudendo, però non esageri con questi paragoni. Va bene. Il Tribunale non decide sempre sui pregiudizi. Va bene, mi sembra che abbia concluso i punti fondamentali li ha indicati. Ecco, 5 secondi, Presidente, sì, 5 secondi. Venga al processo e non faccia, scelte Va bene, che sono assolutamente fuori luogo. Ok, in codesto processo ho scelto un rito ordinario, riponendo la mia fiducia nell'illustrissimo Tribunale, sottolineando che non esistono sentenze di impunità ma legittime. Pertanto chiedo alla signoria vostra di riconoscere una legittima sentenza, che non esiste alcuna associazione e di essere assolto perché il fatto non sussiste, in merito a tutta la documentazione prodotta, in modo particolare tutto ciò che mi è stato contestato dal 2009 al 2018 è stato smentito nella scheda dei colloqui e soprattutto, come vi ha detto il dottor Musarò, c'erano i dissapori. Ricordando alla signoria vostra illustrissima che 3 collegi giudicanti, cioè magistrati che sono vostri colleghi, hanno dichiarato che i collaboratori Fazzari e Cerreoni sono inattendibili. In modo particolare nel processo degli Spada, Fazzari è stato dichiarato inattendibile sia in primo grado e in appello, pertanto definitivo. L'illustrissimo Tribunale hanno valutato i collaboratori. Grazie, signor Presidente. Allora, possiamo dare la parola a Casamonica Massimiliano che aveva chiesto di intervenire. Buongiorno signor Presidente e a voi della Corte. Non parlerò dei reati fini in quanto già i miei avvocati hanno spiegato benissimo la mia posizione. Poi nelle mie precedenti dichiarazioni avevo spiegato la mia situazione. Dove sono stato? Io infatti mi ha girato. Cerchi di parlare più, ascolti, non si capisce quello che dice, cerchi di parlare lentamente, però la prego non ripeta quello che ha detto nelle precedenti occasioni. Lei è intervenuto più di una volta. No, assolutamente no, non sto ripetendo quello che ho fatto in altre dichiarazioni. Ancora oggi il PM parla del sequestro di persona, fatta la Cerreoni Deborah, dove siamo stati tutti assolti. Ma il PM insiste. Oggi vi dico una cosa che fino ad oggi non è mai uscita fuori.
La Cereoni racconta questo sequestro che ha subito. Dice che dopo che era stata malmenata da me all'area verde è uscita dal colloquio, dove nessuna guardia penitenziaria si accorse che aveva una costola rotta, un labbro spaccato e un occhio conscio, dove c'erano telecamere. Da come dice la Cereoni, comunque, una volta uscita dal carcere di Rebibbia è andata a casa della zia Pucci Anna, che abita a zona San Paolo. La signora Pucci Anna, che non è la zia, ma una donna che per un periodo di tempo si è presa cura di lei, abita a 50 metri dalla fermata, di San Paolo. E la Pucci Anna abita dentro un vicolo dove sotto casa c'è la caserma dei carabinieri, e potete controllare su Google Maps o fare accertamenti su Pucci Anna. Ma come? Dice che è stata picchiata, arriva sotto casa di Pucci Anna e non va subito a denunciare ai carabinieri di sotto che stanno sotto casa. Non mi dica fatti, diciamo, che non sono ancora entrati. Noi non possiamo fare nessun accertamento. Oggi, no? Diciamo così, una parola perché avete chiesto di parlare, avete già parlato nel processo, quindi si attenga ai fatti. E questi sono i fatti. Sì, ma sono i fatti, non è che se lei racconta un fatto oggi, ha capito? Cerchi un attimino, non credo che sia ci sono le dichiarazioni della Cereoni Lebra questi fatti. Cosa vuole aggiungere? Vabbè, comunque sotto casa della Cereoni Lebra di Pucci Anna c'era la caserma dei carabinieri, però lei è andata a Prati e a Tuscolano, ma sotto casa non c'è andata, guarda caso. È andata dopo 5 giorni a Bologna, dove c'era la zia, la compagna del padre che lavorava dentro l'ospedale, e va bene, questo non fa niente. E poi un'altra, vabbè, tanto non è uscita fuori. La Cereoni dice pure che Liliana l'avrebbe accompagnata a San Paolo dalla zia a prendere dei soldi quando era sequestrata. Da come dice la Cereoni, è scesa dalla macchina, è andata dalla zia. E come mai non è andata dai carabinieri a dire guarda mi hanno sequestrato, c'è la persona qui fuori che mi sta sequestrando? Niente, neanche questo. E ancora vogliamo parlare che la Cereoni Lebra è stata sequestrata. La Cereoni è venuta a raccontare la favola di Cenerentola, che era chiusa dentro casa, che non poteva mai uscire, che si doveva vestire con quelle gonne lunghe. Ci sono le foto come si fermi un attimo perché non c'è la registrazione, aspetti un attimo. Dobbiamo aspettare perché un sito non si collega. Hai ripristinato? No, un attimo perché se abbiamo qualche minuto interrompiamo. Stiamo cercando di capire. Presidente, mi scusi, avvocato Fabrizio Capezzoli. Visto, approfittiamo di questa pausa per chiedere... siamo scollegati, quindi non possiamo proseguire. Allora, interrompiamo 10 minuti.